Amiche e amici dell'hockey su pista, la più cordiale buonasera da Nicola Maragnin, qui in diretta dalla Pala Vaccari. Tra qualche istante i padroni di casa dell'hockey Montecchio Precalcino incroceranno le stecche con la Y Sport Valdagno per una sfida valida per la giornata numero 15 del campionato 102 di hockey su pista, chiaramente categoria A2. Vicino a me, come sempre, Davide Meneghello alla console e Carlo Dalla Valle alle riprese, e sempre vicino a me, e do anche il benvenuto qui a Montecchio Precalcino, all'uomo che sussurrava ai cantieri, Domenico Tomba. Ciao Domenico. Buonasera Nicola, ben collegati con il Pala Vaccari, amici della pallina pensionata, per questa importante sfida tra Montecchio Precalcino e Valdagno. Classifica cortissima, l'abbiamo visto prima Nicola, e sono 3 punti molto importanti. Le squadre in A2, a parte il Breganze che guarda un po' tutti dall'alto dei suoi 37 punti, gli altri sono tutti racchiusi veramente in una manciata di punti, e tra l'ultima e la posizione buona per i playoff ci sono solo 5 punticini, e 3 ce li giochiamo stasera. Eh sì, direi una partita con tantissimi temi, come hai spoilerato Domenico, con un Breganze e un Montecchio che arriva dalla sconfitta di 6 giorni fa in quel di Breganze, invece un Valdagno che arriva con uno stato d'animo decisamente diverso, squadra chiaramente infarcita di giovani, quella allenata da coach Dario Rigo, un po' più di esperienza per quanto riguarda i biancoverdi. Allora, vediamo anche un po' i roster delle due formazioni. Nel frattempo vediamo anche il signor Eugenio Sala, che sarà il primo fischietto, coadiuvato dal signor Stefano Barbolan di Sandrigo, chiaramente il signor Sala di Correggio. Come prevede la liturgia dell'incontro, diamo subito lettura della formazione della Y Sport Valdagno, che schiera con il numero 2 Mattia Antoniazzi, con il numero 3 Francesco Crocco, con il 4 Marco Tomba, con il 6 Alessio Busato, con il 7 Mattia Cocco, con l'8 Davide Piroli, con l'11 Pietro Crosara, con il 12 Alessandro Refosco, con il 15 Giulio Checchetto, che sarà anche il capitano, e il numero 22 Simone Zordà, come dicevo, coach Dario Rigo in panchina. Rispondono i padroni di casa del Montecchio Precalcino con il 26 Marco Zanfi tra i pali, poi Franco Giuliani con il numero 5 capitano, poi il numero 9 Nicola Pozzo, poi Pippo Tiella con il 7, Thomas Crovadore con il 6, Michele Dalla Valle con il 44, Gianni Carrara con il 12, Nahuel Calvo con il 22, con il 73 Andrea Dalla Valle e con il 10 Riccardo Pozzato, allenati da coach Martin Inestar. Allora, bando alle ciance, Domenico, come dicevo, una partita importante, le squadre arrivano con un'inerzia totalmente diversa, campionato interessantissimo. Che partita vedremo oggi? Trasformati in Nostradamus, adesso hai anche tempo per farlo. No, Nostradamus mi butta malissimo. La prima cosa che voglio dire è un grande in bocca al lupo per il rientro di Davide Zanini, classe 97, che stasera deve guardare la partita da bordo pista a causa di infortunio, quindi un grosso in bocca al lupo a Davide Zanini. Io direi che, come abbiamo detto, le aspettative per entrambe le formazioni sono differenti, perché sicuramente le potenzialità di Montecchio sono superiori a quelle che possono essere quelle valdagnesi. Valdagno che punta ad una tranquilla salvezza, a mantenere soprattutto la categoria. Montecchio Precalcino che, a mio modo di vedere, con l'attrezzatura che si ritrova appena rientrerà anche Zanini, può sicuramente puntare alla zona playoff. Vediamo anche come partono le due formazioni. Cominciamo naturalmente dai padroni di casa. In porta Marco Zampi, poi Franco Giuliani, scusate, perdonatemi, io vado con l'altro Giuliani. Il numero 5 è Nicola Pozzo, che è il 9, con il 22 Nahuel Calvo, che ha lo stesso numero di gol realizzati, ne ha fatti 22 finora in campionato, è un super bomber. E poi Andrea Dalla Valle, Valdagno che risponde con Giulio Checchetto in porta, Francesco Crocco, Marco Tomba, Pietro Crosara e Ale R. Refosco. Bene, allora abbiamo già svolto le pratiche di rito, tutto è pronto qui al Pala Vaccari. Sono Sala fa segno di
un ok, fischia giù il gettone, Domenico parte subito. Comincia Valdagno con Pietro Crosara, poi con il numero 3 è Francesco Crocco, anche per lui un buon roster e soprattutto una buona score in questo campionato per quello che riguarda le realizzazioni. Intanto RR Fosco ancora per Crocco che va a cercare dall'altra parte Crosara. Chiama lo schema Francesco Crocco, rimangono pochi secondi per andare a tiro per la formazione valdagnese, molto chiuso Montecchio, molto bene. Allora riparte Nicola Pozzo in avanti per Nahuel Calvo, il sanguanino 22 ha il suo bel da fare con Marco Tomba, scarica per Andrea Della Valle, all'indietro Nicola Pozzo, la pallina gira veloce e larga per Montecchio che con un quadrilatero molto largo cerca di ora centrarsi sempre con il 9 montecchiese. 73 ex Breganze, scarica sempre per Nahuel Calvo, tanto movimento lì davanti, blocchi dappertutto, vediamo proprio anche in fase difensiva, squadre comunque alte, la pallina viene buttata nella terra di nessuno da parte di Franco Giuliani, la riceve il connazionale, attenzione, passano già 40 di 45 secondi utili per concludere l'azione, la pallina resta lì, pressing in queste prime fasi di gioco da parte uno contro uno, il pressing alto del Montecchio, Valdagno con Marco Tomba che prova, non trova l'attimo buono per la conclusione, è riuscito ad aprire uno spazio lì davanti a Zanfi. Intanto io ne approfitto per salutare l'altro Zanfi, non so se è in panchina è qui o mi sta seguendo in diretta. Ciao Ivano, la botta, attenzione, palla beffarda, lì stava rientrando, poi la ripartenza è corta, ma Giuliani, ancora Crosara, va uno contro uno, cerca la palla ombella lì, alla meglio Montecchio per Calcione, può ripartire col Ciupe, già la conclusione. Allora riparte di nuovo Valdagno sì, che va a cercare Crosara lungo, la meglio Franco Giuliani, poi la ripartenza è imperfetta, ma è un ottimo l'assist ancora per Franco Giuliani che la mette lì in mezzo. Taglio potenziale 3 contro 2, velocissimo Refosco, il guantone, dire di no, proprio di Zanfi. E riparte Montecchio con Franco Giuliani e il 5 per il 20 di Dosso che lascia partire un passaggio tiro, finisce un po' più in su dove si è fermata la manona di Checchetto, ferma tutto il signor Sala, comanda una rimessa, sarà Marco Tomba. Vie centrali, Valdagno che prova a ripartire, però molto ben chiuso lì dietro il Montecchio, direi che il leitmotiv è questo. Beh, in effetti allora le squadre, caro Domenico, sono partite, vedo una buona intensità, non si sono sbilanciate, pertanto non abbiamo ancora visto contropiedi che molto spesso caratterizzano prime fasi di gioco molto aggressive, squadre che però difendono molto alte, guarda anche adesso con Marco Crosara che ora ritorna sui suoi passi, in mezzo Nahuel Calvo, non trova l'aggancio giusto Andrea Della Valle, e il 22 di San Juan, all'indietro per l'altro il 5 del San Juan, Franco Giuliani alza il periscopio, trova il connazionale in avanti, si infila in buca d'angolo, controllato da un caratterino vivace che è quello di Francesco Crocco, con un fallo si aiuta il 5 Domenico, insomma stiamo assistendo ad una partita, insomma, squadre ancora in fase di studio. Quei due lì come caratterini non so chi prendere per lasciare tra come Franco diceva Giuliani Celentano, prendo e fuoco Francesco Crocco, sì. Due caratteri non molto diversi, possono incendiare facile. Per il momento ancora Valdagno che ci prova, Marco Tomba a cercare l'assist dentro, ma capisce tutto. Tutto la difesa, attenzione ancora Giuliani, prova lui, gran palla lì per Andrea Dalla Valle, direi finora questa è l'occasione più limpida, la crea Montecchio. Sì, assolutamente sì, abbiamo visto anche insomma, dai teleschermi insomma, quell'occhiataccia che ha lanciato il Ciupe Giuliani all'indirizzo di Pozzo che aveva sbagliato il passaggio, meglio Franco non ci è arrivato. Allora combattono Nahuel Calvo e Ale Fosco, in avanti il 22 ragazzotto argentino, in avanti però gioco antisportivo, 5 secondi fischiati dal signor Sala, buona presenza di pubblico qui al Palavaccari. Dopo avremo modo di anche fare un outlook sulle altre partite di giornata, alcune sono già giocate, altre in contemporanea qui alla Palavaccari. Allora riparte Francesco Crocco per
l'ex roller all'Are Fosco, 2 anni per lui dall'altra parte del Brenta. Crosara, vai Domenico. Ancora Re Fosco e prova ad andare giù, la mette, trova la risposta di Zanfi. Marco Zanfi, classe 2001. Ancora Montecchio che riparte, va a cercare dentro il bomber Calvo. Che fa un po' un controsenso perché come capigliatura Nahuel non è niente male. Sì. Sì, Un ossimoro, chiamiamo un ossimoro. Glielo invidio. Sono andati via i primi 5 minuti, informazioni ancora sullo 0-0 qui al Pala Vaccari. Una bella partita, Nicola, finora, squadre che non danno l'idea di voler essere troppo tattiche, almeno per quello che abbiamo visto finora. Valdagno che può ripartire con Francesco Crocco che prova a sgasare lì la finta, si fa tentare dal tiro, poi chiude tutto, chiude bene qui. Ancora Marco Tomba prova a appoggiarla lì per la potenziale deviazione di Crocco. In avanti Montecchio con Nicola Pozzo, per lui l'anno scorso 10 pesantissimi gol che hanno permesso a Montecchio di raggiungere la salvezza. Quest'anno Domenico una salvezza che molti dicono che forse 20 punti non basteranno, almeno lasciando stare appunto Pico che è ancora desolatamente a quota 0, che è stata qui proprio ospite a Montecchio qualche settimana fa, però una salvezza insomma per l'ultimo posto che si raggiunge a quota 20 ed è una cifra folle per un campionato di A2. Intanto ci prova subito, grande occasione per Calvo! La mette lui, la pallina che resta lì, l'assist di Andrea Dalla Valle, fa 1-0. Sì, rivediamo ora, grazie al replay di Davide Meneghello, la prodezza di Nahuel Calvo che mette a referto il suo 23esimo gol. La pallina vagante resta lì in mezzo di freddezza. Tra le urla di coach Rigo su questa pallina rimasta lì, una fumble micidiale, e dunque dopo 6 minuti la sblocca Montecchio che è avanti 1-0. Ancora Re Fosco, lotta retroporta con Calvo a contrastare, Crocco per Crosara, ancora Crocco. Crosara prova ad andare, l'assist, non arriva la pallina per Marco Tomba, allora lo scarico parte dalla sua 3/4. Francesco Crocco, pressione su di lui Dalla Valle. Attenzione al contropiede, eccolo lì, Calvo. Innescato da Dalla Valle, si aiuta con una spinta, però il fallo, dice il signor Sala, è a carico di Valdagno, pareggia il conto dei falli la formazione di Dario Rigo, si riparte dal ciuffo di Nicola Pozzo, in avanti Nahuel Calvo con un outlook sempre per Franco Giuliani. Allora quartetto pesante per coach Martin Hinestar, San Juanino anche lui. In avanti Nicola Pozzo per linee orizzontali con Nahuel Calvo, stecca caldissima quella del 22 argentino, impatto devastante a mio avviso su questo campionato di A2 da parte del ragazzo ex Estudiantil. 5 secondi per battere al palo la bomba di Giuliani. Franco Giuliani con un missile, il palo sta ancora tremando, Domenico. C'è un problema di non cambiare il palo, secondo me è una botta pazzesca qui. È già il primo lavoro che devi fare, caro Domenico. Andrò a controllare, poi devo mettere il metro e il resto. Per questo tuo periodo di quiescenza, esatto, che inizia proprio con oggi, se non ricordo male. Sì, da ieri sera alle 18, anzi alle 17, siamo stati precisi. Attenzione intanto alla pallina lì, tentativo di Crocco. Dalla Valle per... Ancora Valdagno che prova a ripartire Re Fosco. Sì, si ferma Ale Re Fosco, pensava che l'arbitro fischiasse un fallo a favore di Valdagno, così non è stato, il signor Sala lascia proseguire. Sempre Nahuel Calvo, all'indietro per Nicola Pozzo, per vie orizzontali sempre con Franco Giuliani che ha stampato la pallina su un palo a dir poco clamoroso. Ale Re Fosco, urlo di battaglia per quanto riguarda il ragazzo numero 12 di Valdagno. Allora dietro i pali Marco Tomba, c'è bisogno della classe del 4 di Valdagno per ripristinare la parità. Ora possesso da parte della formazione di Dario Rigo, nulla di fatto, circonnaviga i pali Nicola Pozzo, riparte Montecchio. Ancora Nicola Pozzo e poi Nahuel Calvo che va a portare pallina.
Franco Giuliani dalla sua tre quarti, incrocia il passo e accelera lo scambio per l'altro argentino, anche se da sponde della stessa città ma squadre diverse, CPC e Studiantil. Ancora Giuliani dalla stessa mattonella dove ha piegato il palo sinistro della porta difesa Checchetto qualche minuto fa. C'è questo intercetto di Crosara che può far ripartire Refosco. Refosco chiama Zanfi, la palla che arriva a Marco Tomba, poi Pietro Crosara e Francesco Crocco. Adesso sembra l'azione di Valdagno in avanti molto più convinta, probabilmente adesso in questa fase Montecchio si affida alle ripartenze come in questo caso sull'asse argentino Franco Giuliani. Sì. Prova di primissima intenzione ad anticipare il tiro, poi Refosco dentro, buona l'idea per Crocco, buona guardia Montecchio che riparte col suo numero 5. Pallina sanguinosa persa da Andrea Della Valle e Francesco Crocco, anche lui stampa il palo, azione clamorosa. Pareggia i pali. Sì, il conteggio dei pali in perfetta parità, così come lo score disciplinare. Il punteggio invece quando se ne sono andati i primi 10 di gara vede i padroni di casa in vantaggio con la rete segnata da Nahuel Calvo. Ora Franco Giuliani, eccolo lì, Nahuel perde anche lui la palla, Marco Tomba in avanti per Pietro Crosara, bene l'indietro per Francesco Crocco, lascia partire un tiro e pareggia i conti Valdagno con un'azione insistita, e dai 1 e dai 2 e dai 3 alla terza occasione il numero 3 la mette dentro, perfetta parità qui al Palavacari Domenico. Sulla risposta di Zanfi con il gambale, pallina che rimane lì, deve solo appoggiarla, Zanfi era già giù, la pareggia Francesco Crocco e dunque il gol numero 8 per lui, il 23 per Nahuel Calvo. Intanto siamo già dall'altra parte, c'è Giuliani con Marco Tomba a far buona guardia, lo scarico è per Nahuel Calvo, anche lui, abbiamo detto, quantità di reti realizzate in questo campionato assolutamente impressionante, è secondo solo a Facu Posito del Breganze. Altro sanguanino, sponda Concepción, Facu Posito, però Nahuel Calvo, magia del 22, mette a sedere Checchetto e porta di nuovo con il muso in avanti Montecchio, si mette sul mantello, tira fuori la spada laser. Domenico, la forza scorre potente in questo ragazzo. Assolutamente, 2 gol in 10 minuti, Nahuel Calvo mette 2 sigilli importantissimi, qui il grande assist dentro, lo sottolineiamo, di Nicola Pozzo per lui. Intanto Franco Giuliani. Sempre questo lapsus, giustamente commentando Valdagno in A1. Un Giuliani, Franco. Che tra l'altro lo vediamo il clan Giuliani proprio presente qui alla Palavacari sono gran tutti qui a supportare quello che realmente è il vero ciupe, anche se sulla maglietta ce l'ha scritto Giuliani. Millimetrico fuori a sinistra il tiro di Andrea Dalla Valle, Valdagno che ci prova con Crosara. Poi l'intercetto è sempre Dalla Valle che però si ferma a ragione, la scarica per Franco Giuliani che può ripartire. 2-1 intanto dopo 12 minuti qui al Palavacari. Nicola, decisamente una bella partita. Assolutamente una bellissima partita, le squadre non se le stanno mandando a dire, lo score disciplinare che molto spesso vuol dire tante cose, dice solamente 1-1 i falli, quindi vuol dire tanta aggressività in fase difensiva, però pulita, cioè io devo indurre l'avversario a sbagliare il passaggio più che a fare io fallo, no? Attenzione ora alla diagonale, su diagonale da parte di Andrea Dalla Valle, sempre in avanti Montecchio, a sportellate Marco Tomba con Nicola Pozzo, cade a terra il 9 e allora in avanti sempre Marco. Ci prova lui, ma c'è dentro per il Valdagno il numero 2 Mattia Antoniazzi. Tanto ancora Franco Giuliani che sgasa la bomba, ottima idea, ancora dentro per Nicola Pozzo. Se n'è andato il primo quarto di gara qui al Palavacari, 2-1 per Montecchio, e allora Nahuel pressione Calvo. Qui di Calvo, tecnica e mestiere qui per Nahuel. Si vede proprio un'altra tipologia di patinata, il 22 di San Juan, molto leggero sui pattini, questo
è a diretto beneficio della sua esplosività. A proposito di esplosività, quel signore lì con il 5, insomma, abbiamo ancora davanti agli occhi quel tiro che veramente ha spostato anche l'asse terrestre, da quanto forte l'ha tirata. E allora il signor Sala dice che c'è stata una scorrettezza. Si riparte con Marco Tomba e io do la linea all'altro Tomba, Domenico. Refosco e Tomba adesso a gestire pallina per Valdagno, che è sotto di 1 qui al Palavaccari dopo i primi 15 minuti, 14 di questo primo tempo. Idea di Tomba per Refosco che prova ad andare 1 contro 1, poi sulla velocità Giuliani alla meglio, qui mestiere del Francone. Ancora Franco Giuliani, la pallina dentro e la risposta di Checchetto con la stecca. Antoniazzi pressatissimo qui, allora scarico sulla 3/4 per Marco Tomba e chiama lo schema. Poi c'è Refosco. E dentro per Valdagno anche Mattia Cocco, il numero 7, che è solo omonimo del Sandricense, ex Valdagno anche. Allora in avanti Mattia Cocco, all'indietro per Marco Tomba, la pallina prende un giro stranissimo, finisce però nella stecca di Mattia Cocco, appunto, con Antoniazzi che gli ha servito al bacio un cioccolatino, l'ha scartato malissimo, dato dalla Valle, qui numero, attenzione, potenza e controllo, dice il signor Sala ci sarà un ingaggio, alza 2 dita al cielo, sempre bassini i falli di squadra quando se ne sono andati i primi 15. Potenziale 3 contro 2, proprio Refosco, il tentativo e la risposta di Zanfi. Poi Mattia Cocco è un po' schiacciato lì Montecchio, ma riporta alto dalla Valle la pressione. Sì, difesa a rombo da parte degli uomini di Inestar con Andrea Della Valle più in avanti, tutti però all'indietro. Nicola Pozzo guadagna il possesso con qualche problema da passo però a Franco Giuliani. In avanti il 5 per il 73, chiama velocità Franco Giuliani, sente l'agonismo. Però ora la sfera per Valdagno con Mattia Cocco, sgasa in avanti un'autostrada per il 7, libera il tiro però la stecca sempre del Sicco, interrompe l'azione, la chiama davvero capitano con Andrea Della Valle che non si è allargato forse troppo, deraglia Mattia Cocco, pallina valdagnese, in avanti la Y Sport. Riprova ancora Marco Tomba dal pallina che va dentro. Riesce a intervenire più veloce di tutti dalla Valle nell'intervento difensivo. Ancora Tomba, scarico per Cocco che gioca da ultimo uomo, vuole sempre piuttosto impegnativo lì perché sei ultimo difensore del Fortino. Nel frattempo mettiamo un focus sui blocchi lì davanti con Nicola Pozzo che ha placcato Antoniazzi per 2 minuti buoni. Poi si è sganciato, ha cercato di andare sul tiro di Mattia Cocco, che però è finito abbondantemente sopra la ionosfera. Si deve ripartire con la rimessa montecchiese e quindi Franco Giuliani ragiona per Nicola Pozzo. Ora sembra che i ritmi siano un pochino più scesi rispetto a un inizio veramente interessante. E dopo il vantaggio direi che Montecchio per Calcino adesso sta gestendo un po' di più la situazione, difende con più calma e riesce ad essere comunque incisiva. Tanto palo esterno qui, riparte dalla Valle. Ora Giuliani con l'aiuto della sponda per Calvo, dentro dei primi minuti si gira dalla Valle ma arriva a retro Calvo che la recupera. Sì, non sembra che a referto ci siano due Nahuel Calvo, 2 gemelli, ce n'è solo uno, ma veramente sta coprendo ogni parte della pista, sembra veramente si sia sdoppiato, abbia non so, un superpotere, si è mutate. Tanto qui c'è time out trattenuta, il time out è chiamato da Valdagno, e allora io direi di andare a sentire le panchine. Allora tu resta pure qui a sentire il campione del mondo, coach di Valdagno. Io mi dirigo dalle unico giocatore ad aver giocato nel liceo.
Allora, hai avuto modo di apprezzare la balconata del Palavaccari con vista Piuttosto interessante anche con sugli vista schemi, panchine. meno male che non ci sono anche le telecamere, perché altrimenti poi potrebbe diventare vantaggioso per qualcuno che passa informazioni in panchina. Mi fermo qua. Allora, ti chiedo subito se hai carpito qualche consiglio che Dario Rigo ha dato ai suoi. Una delle cose che Dario Rigo vuole è sicuramente più aggressività, perché ha detto chiaramente siamo troppo timidi e quindi bisogna giocare con più intensità. Soprattutto bisogna evitare azioni tipo quelle del gol di prima, del secondo gol di Calvo, dove ha evidenziato un errore difensivo. Dall'altra parte Martinez Starr ha proprio messo un circoletto in mezzo all'area di Valdagno dicendo se noi giochiamo prima di sponda poi in mezzo c'è sempre qualcuno libero, cerchiamo di dare attenzione. È ottima questa combinazione, questo triangolo delle Bermuda tra Crocco, Tomba e Antoniazzi, che ha visto l'ennesimo palo colpito dalla Y Sport, è il secondo, si aiuta forse con il braccio Franco Giuliani, cade a terra Francesco Crocco, insomma abbiamo visto dolorante a terra, sembra sia tutto ok. Un contatto di gioco, sì. Il signor Sala ha visto, chiede scusa a distanza Franco Giuliani. Allora riparte di nuovo Montecchio, Nahuel Calvo, in avanti il 22 per il 73, ancora in avanti il giocatore ex Breganze, però fallo di squadra fischiato probabilmente a Nahuel Calvo, ritorna in parità la partita disciplinare con 2 falli a testa. Allora Marco Tomba, Francesco Crocco, nazionale Under 23, in avanti ora Nicola Pozzo, muro della Y Sport che riparte con Antoniazzi, lascia partire un tiro, finisce un po' troppo a lato, sempre fatalità Nahuel Calvo sulla pallina, fra un secondo lo vedremo davanti la Onnipresente, porta, questo 22. Ma grande gioco, proprietà di passaggio e di palleggio con Andrea Della Valle, il 73 in avanti. Quest'anno arriva a Breganze, con mestiere Franco Giuliani, gioco da terra fischiato a Marco Tomba, quindi non possiamo commentare l'operato degli arbitri. Il signor Sala ha deciso così. Non lo faccio io. Ha deciso così. Fallo di squadra ora fischiato. Sì, bastonata non corretta da giocare di qua. Angolo basso, lato destro della porta difesa da Giulio Checchetto. Nel frattempo diamo anche un outlook sui risultati che stanno maturando sulle altre piste, dopo che Seregno si è imposto nel pomeriggio a Modena per 4-3 e Scandiano si è sbarazzato del Pico per 6-1. Breganze sta legittimando la sua leadership a Trissino con un 5-1, mentre tiene in Correggio forse la partita più interessante di questa giornata, è sul 2-2 alla Palavaccari. Un Tiene più che altro perché è finalista di Coppa Italia di A2, ha vinto in settimana sulla pista dell'Amatori Modena. C'è una partita da raccontare, Domenico, ora dopo aver dato l'outlook sulle partite. Marco Tomba che prova l'appoggio per Francesco Crocco. Anche questi due qua si conoscono da un bel po' di tempo, hanno giocato assieme il mondiale Under 19 a Novara a settembre dello scorso anno. Attenzione ancora Crocco che prova, la intercetta comunque con la stecca Zampi, pallina dichiarata alta. Sì, però vedo se c'è qualche movimento sulle panchine, almeno lato Valdagno nulla da registrare. Anche per quanto riguarda la formazione di casa, Nahuel Calvo per comodamente in panchina, evidentemente. Poi dalla Valle, attenzione, qui c'è fallo, cartellino blu per Marco Tomba. Eh sì, gli sventola davanti il naso il blu, il signor Sala, deve finire per 2 minuti. Stava ripartendo bene qui. Sì. Deve finire per 2 minuti Marco nella panchina dei cattivi, e come da copione dovrebbe essere Nahuel Calvo, eccolo lì, lo specialista. Nahuel Calvo che vanta sicuramente numeri
importanti per quanto riguarda le punizioni di prima. Nawel ha esattamente il 50% di realizzazione, 4 punizioni di prima su 8, non è un cattivo dato. Nawel in avanti, fischia il Sorsala, muove la pallina Nawel Calvo, gancio e controgancio, ancora doppio miracolo da parte di Checchetto che chiude la saracinesca al 22, e ora anche la rimessa sarà Valdagnese. Domenico qua Giulio Checchetto si è Una buona superato. risposta di Giulio, forse è riuscito a uscire alla giusta distanza nei tempi giusti. Adesso è tutto abbastanza complicato anche per i portieri con il nuovo regolamento. Prima sicuramente non un fallo cattivo, ma Dalla Valle è stato bravissimo, qui stava partendo come un treno, andava dritto verso la porta di Checchetto, blu ineccepibile. Sì, tra l'altro il primo blu per Marco Tomba in questo campionato, insomma, il ragazzo Sì, che è educato, vuol dire che è stato cresciuto bene, giusto? No, vabbè, Domenico? ma quando si gioca, specialmente quando giochi qui, particolarmente in A2, l'agonismo a volte prevarica un po'. Chiaramente. Attenzione, intanto viene via bene Francesco Crocco, non riesce il numero, siamo già dall'altra parte. Nawel Calvo dentro. Sì, anche perché adesso Montecchio è in power play, come dicono quelli bravi, è entrato anche Michele Dalla Valle, riceve ora la pallina Nawel Calvo. Per Michele Dalla Valle si sono posizionati a rombo quelli di Montecchio e Andrea Dalla Valle mette il numero 3 sul tabellone dalla parte di Montecchio, capitalizza al meglio questo super possesso, la formazione di Martin Hinestar, e si porta a casa appunto il terzo gol. Bella finta di Dalla Valle, a bocca Checchetto, la mette sul primo palo. 14° centro in 15 partite per Andrea Dalla Valle, buon impatto anche per lui in questo campionato a tinte biancoverdi. Vediamo ora se Valdagno cercherà almeno di chiudere la prima frazione di gioco con un passivo meno pesante, di nuovo contropiede. La partenza 2 contro 1, impreciso l'ultimo passaggio. Guadagno che è rientrato con Alessio Busato con il numero 6 dentro. Ancora Calvo che prova ad andare sulla balaustra, spazio per lui, numero. La risposta di Checchetto sul tentativo di alza e schiaccia del Sanguanino. Si mancano praticamente 200 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco. C'è ancora Valdagno che prova con Francesco Crocco, nota da distante, ci mette la stecca. Nicola Pozzo a dire di no, poi Busato si fa tentare dal tiro, la finta, ancora Francesco Crocco da ultimo uomo. Mattia Cocco prova ad andare 1 contro 1 su Nicola Pozzo, niente da fare. Si chiude bene ora Montecchio gli spazi, ora Michele Dalla Valle, Michele per Andrea Dalla Valle, combinano i due, la pallina finisce fuori dall'area utile di gioco, si riprenderà con una rimessa valdagnese già avvenuta. Mattia Cocco in 3 su di lui, difesa aggressivissima da parte di Montecchio che ora perde una pallina sanguinosa. Sempre Mattia Cocco lascia l'idea del tiro, preferisce il passaggio. Ancora Mattia con il 7 sui pattini di Nicola Pozzo, dolorante, riparte Michele Dalla Valle, preferisce tergiversare, aspetta la cavalleria con Andrea Dalla Valle. Nawel Calvo, pallina in cassaforte quando ce l'ha il 22 Domenico. Vabbè, ma con il risultato di 3-1, 2-10 dalla fine del primo tempo è la tattica corretta. Poi Calvo può sempre accelerare all'ultimo, ma tenere pallina fa scorrere i minuti. Adesso chiaramente il tempo scorre a favore di Montecchio. Torre Fosco, fumble, attenzione Calvo, poi ancora Dalla Valle. A terra, attenzione, in 3 a terra. Abbiamo sentito Domenico proprio un urlo provenire probabilmente da Andrea Dalla Valle, cartellino giallo, warning a carico di Mattia Cocco. È ancora a terra il giocatore di Valdagno, Francesco Crocco, però il warning se l'è preso
Sì, qui Mattia Cocco, sì, vediamo anche con il replay da parte di Davide Meneghello, vediamo appunto Andrea Dalla Valle in 3 su di lui, fanno sportellate. naturalmente non è molto Cocco d'accordo e- Dario Rigo su questa decisione, questo è assolutamente comprensibile. Palla che sarà ancora di Montecchio per questo minuto e 50 che manca alla fine di questo primo tempo, con Montecchio avanti 3-1. Tanto palla che resta, scadono i 45, ma la palla è già nelle stecche valdagnesi, con Busato che prova ben piazzato a chiudere il suo palo. Zanfi, siamo già dall'altra parte. Calvo, la botta di Calvo, la risposta di Checchetto, con Re Fosco dentro per Mattia Cocco. La pallina finisce fuori, deviazione da parte di Nahuel Calvo, con 78 secondi ancora utili per giocare questo primo tempo, con Montecchio in avanti per 3-1 sulla Y Sport di Valdagno. E allora Crocco all'indietro per Mattia Cocco, tenta il tiro, il 7, pallina troppo alta, dice il signor Sales, deve ripartire con una rimessa bianco-verde sulla pallina Nahuel Calvo, schema con Marco Zanfi, che così permette di alleggerire la pressione che stava per arrivare da Busato, che ora stampa sulla balaustra Nahuel Calvo. Fallo di squadra numero 4 a carico di Valdagno, ultimo giro di lancette già iniziato da 4 secondi, Domenico. E Valdagno sotto 3-1 qui al Pala Vaccari, direi comunque il risultato finora assolutamente consono a quello che abbiamo visto in pista. Ora Dalla Valle che lo scarico proprio per Calvo, uno dei protagonisti finora di questo incontro, con 2 reti. Poi c'è questa trattenuta che consente di far giocare, vediamo se Valdagno andrà a giocare l'ultima pallina, 39 secondi. Può tenere per 36, quindi può decidere di giocare l'ultimo tiro. Attenzione questi passaggi lunghi, perché Dalla Valle lì ha appostato. Parliamo di Michele Dalla Valle, il centro a classe 2002, che è il più avanzato del Montecchio Precalcino. Prova ad andare Mattia Cocco con lo scarico. Allora, proprio c'è una discrepanza di un secondo tra il cronometro dei 45 e il tabellone. 8 secondi alla fine, suona Ultimi secondi. Prova ad andare ora la sirena e il signor Sala dice che per ora va bene così, le squadre andranno negli spogliatoi con il punteggio di 3 per Montecchio e 1 per Valdagno, in virtù della doppietta di Nahuel Calvo, del gol di Andrea Dalla Valle, mentre per la formazione bianco-azzurra ha segnato Francesco Crocco. Insomma, Domenico, una Polaroid di questo primo tempo in velocità. Un bel primo tempo, molto, molto veloce, molto rapido, più attrezzato, l'abbiamo detto prima di cominciare la partita, quindi in tempi non sospetti, sicuramente più attrezzato Montecchio per quello che riguarda chili e centimetri. E finora direi il risultato che rispecchia un po' quello che abbiamo visto in pista. Sì, a proposito di risultati, insomma, anche in sovraimpressione avrete modo di apprezzare la grafica, con Breganze che sta vincendo per 5-1 al Paladante contro il Trissino, e il Tiene e il Correggio stanno dando vita probabilmente ai fuochi di carnevale, con un pirotecnico 3-3 tra la formazione tienese allenata da Nicola Retis e invece dalla formazione correggese, secondo in classifica, di coach Edoard Granella. Io direi a questo punto di risentirci fra 8 minuti e 50 secondi esatti per raccontarvi un secondo tempo tra Montecchio Precalcino e Y Sport Valdagno. A Tra dopo. poco. L'indietro per Francesco Crocco, lascia partire un tiro e pareggio, sponda Concepcion, fa proposito per Nahuel Calvo. Un passaggio più che a fare io fallo, no? Attenzione ora alla diagonale, su diagonale Del Francone, ora Franco Giuliani, la pallina dentro e la Pina prende un giro stranissimo, finisce però nella stessa di primi 15. potenziale 3 contro 2, proprio Re Fosco, il tentativo e la risposta di Zanfi. Chiamo prima di sponda, poi in mezzo c'è sempre qualcuno libero, cerchiamo di dare attenzione, è ottima. Poi Dalla Valle, attenzione, qui c'è fallo.
cartellino blu per Marco. In panchina evidentemente. Poi dalla Valle, attenzione, qui c'è fallo. In avanti fischia il Sorsala, muove la pallina Nahuel Calvo, gancio e controgancio. Ancora doppio miracolo da parte di Checchetto che... Attenzione, intanto viene via bene Francesco Croccone. Per Michele Dalla Valle si sono posizionati a rombo quelli di Montecchio. Ancora Calvo che prova ad andare sulla balaustra, spazio per lui, numero. Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it.
all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it. Avete sentito il suono della sirena che certifica la fine dell'intervallo di questa partita valida per la 15ª giornata del campionato di A2 tra Montecchio e Waysport Valdagno. È già iniziato il secondo tempo con le formazioni già in pista e stanno già combattendo. Vediamo se il secondo tempo, Domenico Tomba qui vicino a me. Ciao Domenico, inizierà come è finito il primo, sempre con tanto agonismo e anche direi con tanta imprecisione forse il lato Valdagno, no? Ma diciamo che sicuramente Valdagno è stato anche non fortunatissimo in alcune conclusioni, il palo non fa gol, come dicevamo. C'è da tenere presente che dal punto di vista dell'ordine e dei chili e centimetri il Montecchio Pregalcino è certamente più attrezzato. Nel primo tempo un Montecchio Pregalcino che ha spinto molto nella prima fase, rallentando poi nella seconda, forte del vantaggio di 2 reti, quindi direi un copione che Mister Guinestar sta gestendo perfettamente. Intanto è rientrato Marco Tomba dopo aver scontato la punizione in panca cattivi per il cartellino blu rimediato nel primo tempo, tentativo di Francesco Crocco. Riparte Montecchio con Michele Dalla Valle, circonnaviga i pali di Marco Zanfi, scarica per Nahuel Calvo, grandissimo protagonista nel primo tempo con una doppietta. Eccolo lì il ragazzo di San Juan, cerca il servizio in mezzo per Nicola Pozzo, non aggancia il 9, combatte sempre il 22 come un leone, ferma il gioco il signor Sala. A terra mi sembra di vedere Refosco con mano al volto, cerca di capirci qualcosa, fa segno ai sanitari il signor Sala di entrare in pista e pertanto ci sarà, come prevede il copione in questi casi,
l'accompagnamento da parte dei sanitari a Mattia Cocco, mi scusi, Mattia Vediamo se riesce. in pista, sì, eccolo lì, tutto bene, applauso che ora timidamente parte dalle tribune del Palavaccari, insomma un colpo al volto con Mattia Cocco che dovrà cedere il posto in pista a Pietro Crosara, eccolo lì l'11 prodotto del vivaio di Valdagno, di entrare al posto del compagno di squadra. Si riparte con la pallina in attacco da parte di Montecchio, Nahuel Calvo, all'indietro per Michele Dalla Valle, per Nicola Pozzo da centro boss, gomita e fa sportellate con Francesco Crocco che perde anche una ginocchiera. Sono solamente 5 i secondi per finire l'azione, tiro da parte del Ciupe Giuliani. Sulla pallina Pietro Crosara per Francesco Crocco, sempre senza la sua ginocchiera, Francesco Crocco per linee orizzontali con Marco Tomba. Sempre costante il raddoppio da parte di Montecchio sul portatore di pallina, oppure sul giocatore a cui la pallina sta per arrivare, anche in questo caso con Dalla Valle alto e Franco Giuliani vicino a lui. Troppo alta anche la pallina, dice il signor Sala, di Correggio, rimessa da parte di Valdagno. Domenico. Sì, proverà ancora Calvo a gestire pallina assieme a Nicola Pozzo, due dei protagonisti finora di questo incontro. Appunto Calvo decisamente una presenza importantissima per i biancoverdi. Qua prova subito più veloci tutti è Crosara, cerca Tomba lì, ma il patino di Nicola Pozzo devia la conclusione. Allora ancora Manuel Calvo, dritto per dritto, la botta fuori il bersaglio, buona sorte valdagnese. Ancora il Ciupe che va a cercare Dalla Valle. In avanti Montecchio con Dalla Valle sempre per Giuliani, non riesce a fermarsi, combatte con Pietro Crosara, il gioco da terra, dice il signor Sala, la pallina sarà bianco-verde per Montecchio, con i 4 di movimento per Montecchio che sono Dalla Valle Michele, Franco Giuliani con il ricevere la pallina, Nahuel Calvo e più indietro Nicola Pozzo, mentre risponde la Y Sport con Ale Fosco sempre sulle tracce del 5, Francesco Crocco, Pietro Crosara e Marco Tomba. Noi abbiamo visto avvicendamenti in porta con sempre Marco Zanfi e Checchetto sbarra la strada. Ora Marco Zanfi dice di no ad Ale Fosco, è andato vicino tanto così la Y Sport al gol del 2. Riparte ancora la formazione di casa, Franco Giuliani all'indietro per Michele Dalla Valle, ancora 27 secondi utili per concludere l'azione, Nicola Pozzo in avanti, bene per qualcuno dei suoi, pallina troppo lunga, riparte la Y Sport con un 3 contro 1, Ale Fosco per Pietro Crosara, si impegna la pallina sul pattino di Nahuel Calvo, finisce fuori, la rimessa sarà per la formazione ospite. Sì, grande intervento prima di Zanfi sul tentativo valdagnese, il gambale basso, tutto da rifare perché bisogna aspettare il fischio del signor Sala per riprendere il gioco. Chiama la distanza Crosara, può riprovarci Valdagno con Francesco Crocco, prova a metterla lì, la deviazione di Michele Dalla Valle con la palla che resta lì. Ancora Valdagno a provare, schema simile a quello di prima, però stavolta prova ad accelerare Francesco Crocco, Marco Tomba. Non va alla conclusione. Nicola Pozzo lo stoppa lì, murato il tentativo del numero 4 valdagnese. Sì, non va alla conclusione del Pozzo che riparte. Del 4, riparte Montecchio, sempre in avanti il ragazzotto numero 9, sempre Nicola Pozzo e Checchetto si immola. Blocca la pallina lì sull'inguine, alza 2 dita al cielo il signor Sala, comanda un ingaggio, sempre Fosco e Giuliani che ora prova a rientrare a velocità supersonica per cercare di ripristinare la parità in fase difensiva, pallina che viene intercettata da Montecchio con il brivido. Marco Zanfi sbroglia la matassa ora Michele Dalla Valle, al suo bel da fare con Pietro Crosara altissimo in fase di pressing, Franco Giuliani a sportellate con Francesco Crocco.
in avanti il 5, scarica per Nicola Pozzo Domenico. Ancora Pozzo, sempre Montecchio Precaccino che spinge dalla valle a cercare l'intercetto di Refosco che può provare. Gran risposta, ancora tiro centrale, Marco Tomba da vicino, niente da fare. Vede partire il tiro, Zanfi mette bene il guantone dalla valle. Ancora per Nahuel Calvo che incrocia il passo l'argentino. Sì, fischio per il gioco 5 antisportivo può da parte di... ripartire Valdagno, la palla è sull'esterno della rete. Ci ha provato Pietrino Crosara. Risultato che dopo i primi 5 minuti di questo secondo tempo è l'inchiodato sul 3-1 per i padroni di casa che stanno gestendo bene finora questo inizio di secondo tempo. Dalla valle il numero A terra, però era già sbilanciato, va tutto bene per il direttore di gara. Riparte Francesco Crocco, velocemente per Marco Tomba, esterno che della sbaglia rete. la mira. Anche perché non abbocca lì Zanfi, rimane bene a sigillare il suo palo. Buon pressing ora di Valdagno, Francesco Crocco libera il tiro, però pallina per Andrea Della Valle. Sempre ora Franco Giuliani a sportellate con 2 di Valdagno, alla meglio è il 5, un tank argentino quando parte Franco Giuliani. Ora finisce a terra, rumoreggia il pubblico di casa, si alza con qualche perplessità Franco Giuliani, ci vuole ben altro per fargli del male, soprattutto di adamantio Franco Giuliani. Ancora Valdagno che prova con Refosco, prova ad andare dentro, Tomba chiude bene con la Pozzo su di lui. Ancora Refosco, la parte per Pietro Crosara. Botta di Francesco Crocco, palla ancora per Franco Giuliani. E il 5 controllato dal numero 12 Ale Refosco. L'ex roller induce Franco a passare all'indietro per Nahuel Calvo, di prima intenzione andrà dalla valle, poi Nahuel Calvo non trova l'attimo giusto per il tiro, riparte e combina bene Valdagno con la pallina che resta lì sulla stecca a Francesco Crocco. Ci è andato veramente vicino ora Valdagno. Buona l'azione, punto, ma sì. non ha trovato la via della rete. Francesco Crocco si è difeso bene ancora una volta, un ottimo Marco Zanfi. Andrea Dalla Valle lascia liberare il contropiede per Marco Tomba, gioco di sponda con saggezza da parte di Andrea Dalla Valle, si porta a Crosara sull'esterno, non riesce a trovare il tempo giusto per passarli in mezzo dove c'era Franco Giuliani. Ora il signor Sala alza il braccio sinistro, allunga quello destro, comanda un fallo di squadra a carico di Montecchio e c'è parità dal punto di vista disciplinare con 4 falli di squadra a testa per le due formazioni. Quando se ne sono andati 7 minuti e 40 dall'inizio di questo secondo tempo, con sempre il Montecchio Precaccino in avanti per 3-1. Vediamo anche di vicino a bordo pista il presidente Toniazzo che osserva l'evolversi del match. Il Toniazzo che è di fianco a Davide Zanini, che diciamo prima è fuori per infortunio, è classe 97 biancoverde. Intanto Montecchio Precaccino che può ripartire. Andrea Dalla Valle circondato da 2. Scambio di complimenti sì, tra Dalla Valle e Pallina Mattia Cocco. resta nelle stecche biancoverdi con la Pozzo, poi Nahuel Calvo dall'altra parte si accentra largo per Franco Giuliani, intercetto di Marco Tomba per Refosco, la risposta di Zanfi, poi prova Marco Tomba. Sì, prima Domenico un focus ha scelto l'opzione della pallina accompagnata alle Refosco, è stato facile per Marco Zanfi allungare il guantone lì all'incrocio e ha tolto facilmente la pallina dalla 7 della sua porta. Allora Marco Tomba carica, però la sfera resta sempre a pannaggio della formazione biancoverde di casa. In avanti Nahuel Calvo, rientrato in pista, Nahuel per Nicola Pozzo, il 9 per Andrea Dalla Valle, sempre Calvo per Andrea Dalla Valle,
gioco di blocchi lì davanti, vediamo se libera il tiro Andrea, lo fa e coglie un clamoroso palo, quindi anche la contabilità dei pali Assolutamente pari pali. pari. E dall'altra parte con Marco Tomba a servire Mattia Cocco. Marco Tomba che riesce a girarsi, la palla che resta lì. Scontro fortuito, fanno a testate Marco Tomba e Andrea Dalla Valle, nulla di fatto. L'altra risposta dal 7, la tira via, ma il più rapido di tutti è ancora Mattia Cocco che riesce ad andare alla conclusione. Re Fosco che lotta alla balaustra con Nicola Pozzo. All'indietro per Marco Tomba, ora alle Re Fosco, i due di Valdagno combinano, blocco di Marco su Andrea Dalla Valle, interrompe il tiro Franco Giuliani, forse con una mano, è per quello che il signor Sala comanda un tiro di rigore, vediamo anche dal replay di Davide Meneghello se riusciamo a capirci qualcosa in più. Arriviamo dalla parte storta della visuale. Eccolo lì proprio con il guanto, era proprio all'attaccatura della stecca, e c'è anche un cartellino giallo a carico di qualcuno della panchina di Montecchio sulla pallina alle Re Fosco che si appresta a battere questo tiro di rigore che ha un 25% di realizzazione, 1 su 4, ora è 1 su 5, si carica come una molla Marco Zanfi, dice di no al ragazzo numero 12 con Valdagno che non sfrutta questa ghiotta occasione. Bella parata abbastanza centrale, il tiro di Re Fosco. Ora Cocco prova, si distende bene Marco Zanfi anche in questa circostanza. Poi c'è Pietro Crosara che la va a recuperare, lascia Marco Tomba, selva di stecche lì, non passa la pallina nel traffico. Ancora Re Fosco dietro per Crosara, porta, scarico per Marco Tomba sulla linea di centrocampo, una deviazione lì. Intanto Nahuel Calvo che può provare a ripartire. Sì, blocco da parte di Marco Tomba, resta a terra Nahuel Calvo, fallo di squadra numero 6 a carico della formazione di Dario Rigo. Si riparte con El Cinco de San Juan in avanti, autostrada per lui, finisce in buca d'angolo, più lesto di lui Mattia Cocco, gli soffia la pallina alle Re Fosco, in avanti il 12 tenta il tiro, la pallina resta lì nel traffico, Pietro Crosara, l'11 per il 12, sempre controllato da due stecche biancoverdi, deve ripiegare all'indietro sempre per Pietro, sulla coscia di Nicola Pozzo il tiro viene attutito dal numero 9, riparte Montecchio sempre con il solito Nahuel Calvo, in avanti combina con il suo connazionale Franco Giuliani, sempre Nahuel, due stecche valdagnesi su di lui, alla meglio Pietro Crosara, in avanti Valdagno. Poi Crosara che prova ad andare via, raddoppio argentino lì, Crosara in mezzo ai due. Scarico largo per Dalla Valle che va via come prima, quindi va via di forza Dalla Valle. Poi Mattia Cocco, Marco Tomba, tentativo, buona guardia lì, Pozzo. Praticamente Nicola Pozzo e Marco si conoscono dall'Under 11, hanno giocato tantissimo contro. Decine e decine di partite, secondo me dal mini hockey, se lo ricordo mai. Sì, assolutamente. È facile. Franco Giuliani per Montecchio per Calcino era spesso sede di raggruppamenti dei piccoli, tanto Re Fosco per vie centrali che in slalom prova a ripartire, Crosara, doppio tentativo al volo di Mattia Cocco, ancora la risposta di Zanfi. Attenzione, 2 su Franco Giuliani, 3 su Franco Giuliani, perde la pallina al 5, mette nel mirino alle Re Fosco, vediamo se succede qualcosa, riprende la pallina Franco, si aiuta con la balaustra, in avanti il 5, ancora
scaraventato a terra Pietro Crosara, rumoreggia il Palavaccari, va tutto bene per il signor Sala di Correggio, riparte Nicola Pozzo in avanti, Giuliani dalla valle, ancora Giuliani, ora per Calvo, sempre Pozzo, pallina veloce fatta girare dai ragazzi di Inestar, totem dalla parte di Valdagno di Montecchio che si colora di verde, alla prima interruzione sarà time out per Martin Inestar, in bello stile Nahuel Calvo per Franco Giuliani, alza il periscopio, cerca con curvi suoi, preferisce mettersi in proprio in mezzo, bene per Nicola Pozzo che con una palombella batte Checchetto per la quarta volta in questa partita. Per i fotografi questo abbraccio lì vicino all'area, anche Marco Zaffi raggiunge i suoi compagni di movimento e, come dicevo appunto Domenico, time out chiesto da coach Inestar. No comment, perché questa qui è un omaggio gratuito, caspita. Non so se Gol Davide, così, pallina che si impenna, sale su, vediamo se Davide ci fa rivedere, appunto approfittando di questo time out, l'azione rocambolesca. Franco Giuliani in avanti, mette la pallina in mezzo e Nicola Pozzo proprio con strozzando la stecca al pavimento, al parquet del Palavaccari. Quando arriva lì, vede la pallina che si alza, supera comunque Checchetto e prende... comunque quando la pallina è dentro è gol. Al di là di quelle che sono le nostre personalissime con le dinamiche della fisica. Esatto. E qui diciamo non capiamo la fisica, però la matematica sì, e dice che per adesso il 4 è dalla parte di Montecchio solamente a 1. Valdagno, a mio avviso, Domenico, Valdagno ha sprecato il turning point con quel rigore di Re Fosco. Potevamo forse vedere un'altra partita, no? Dal 3-2 al 4-1, ma questo è l'hockey, non ce ne dobbiamo assolutamente meravigliare. Il bello è lo sì, che poi altro palo valdagnese. Ci pensano i pali, però ricordiamo insomma anche ai telespettatori che manca un'era geologica alla fine della partita, perché sono 653 ancora i secondi giocabili. Un warning dalla valle, intervento un pochino troppo deciso su Francesco Crocco. Però il fallo di squadra è a carico della formazione di Dario Rigo, 6 falli di squadra per Valdagno, 6 per quelli in bianco-verde. Sì, situazione falli su 6 pari, ma partita assolutamente finora non caratterizzata da episodi che potremmo stigmatizzare. A mio modo di vedere, con questa gestione, con questo andamento, è piuttosto difficile che gli ospiti possano andare a trovare soluzioni verso Marco Zanfi. Sì, nel frattempo abbiamo visto Pietro Crosara che si è forse allargato un po', ha fatto uscire un tiro di facile preda per Marco Zanfi. Nicola Pozzo, l'autore del quarto gol, chiaramente se la vede ora con Pietro Crosara, più veloce di tutti Nahuel Calvo, che sembra avere proprio un'altra marcia dal punto di vista dello scatto e della proprietà di pattinaggio, a mio avviso. Poi diciamo che è una regola sicuramente non scritta, considerando che adesso la partita la dovrebbe fare Valdagno, ma a mio modo di vedere tra un paio di minuti Montecchio comincerà a giocare col cronometro e quindi opzioni abbastanza scarse per la squadra ospite, che ha trovato sì qualche palo, ma il palo, ripeto, i pali non fanno gol. Sì, ne approfittiamo anche per dare il solito outlook sui risultati di giornata con Trissino che ora sta perdendo al Paladante con il Breganze per 7-3. Risultato sempre molto interessante, quello che proviene dalla Palaceccato di Tiene, con la formazione di casa che sta vincendo per 5-4 sul Correggio. Attenzione ora Francesco Crocco, bene per Alessio Busato, base del palo. Palo numero 6 per Valdagno, vabbè. Franco Giuliani, stecca di Mattia Cocco che gli allontana la pallina, però la riprende Nahuel Calvo in avanti. Il 22 sanguanino per Andrea Della Valle, ancora Nahuel.
velocemente con il pensiero e anche con la stecca per Nicola Pozzo. Alessio Busato si riprende il possesso della pallina, Francesco Crocco per Mattia Cocco, cerca qualcuno dei suoi in avanti, una maglia amica, deviazione, pallina fuori dal rettangolo di gioco qui alla Palavacari, si rimetterà con il possesso della Y Sport. Francesco Crocco è costretto a ripiegare Domenico per Mattia Cocco. E ancora Mattia Cocco che prova, risposta di Zanfi. Pallina che non era proprio sul soffitto, se vogliamo fare i sofisti. No, era a mio avviso proprio ho visto che prima è andata sullo striscione e poi in effetti ha toccato il soffitto, quindi la liturgia prevede che ci sia l'ingaggio. Esatto. Palla 2 centrale lì. Io ti informo, insomma, informo anche il gentile pubblico, siamo entrati in zona Giuliani, di solito negli ultimi 8 quel signore lì inizia a tirar fuori la bava alla bocca, però con lucidità Pietro Crosara. Di Pietrino Crosara. Sì, questo è veramente un gran gol, sposta tutto e tutti e la insacca comodamente alle spalle di Marco Zanfi. Chissà che questo gol lo veda anche Gigio Bresciani, futuro selezionatore 19-17. Guadagno che accorcia sul 4-2. Nahuel Calvo intanto che prova a ripartire. Come ti dicevo, a 7,55 dalla fine, spero che ci siano opzioni per vedere ancora gioco, perché chiaramente, soprattutto per quello che riguarda la formazione di casa, si può andare a pensare di gestire. Sì, questo Domenico, questo è il terzo gol di Pietrino Crosara in questo campionato di A2, era già andato a referto 2 volte in Coppa Italia. Allora, abbraccio di Francesco Crocco su Andrea Dalla Valle, forse chiamato dal pubblico questo fallo, Domenico. Diciamo che sicuramente Francesco ha le braccia aperte, ma con il corpo è andato a impedire che Dalla Valle andasse a mettere il quinto sigillo, e che adesso gioca con 2-2 Ginestar, botta di ancora Calvo per Busato, e ancora Pietro Crosara, l'autore della seconda rete valdagnese. E poi intanto l'attacco argentino, buona l'idea dentro. L'attacco della selezione con Nahuel Calvo in buca d'angolo contro 2 stecche valdagnesi, sarà però ingaggio con la pallina che dovrà essere la più giocabile. Sì, messa lì. Sempre 2 caratterini niente male che se la contenderanno, da una parte Franco Giuliani, dall'altra Francesco Crocco. Vediamo un po' come va a finire, ricordiamo che con una certa curiosità, pallina per El Ciupe, all'indietro per Andrea Dalla Valle, ora qui sotto per Nicola Pozzo, Nicola che con il gol di prima è andato anche lui a quota 3 in questo campionato. Franco Giuliani libera il tiro troppo alto, finisce lì dietro, si ripartirà con la rimessa valdagnese. Crocco per Alessio Busato, sgasa il numero 6, cerca la piccadigna come la chiamano dalle parti di San Juan. Quelli bravi. Sì, non va. Con Nahuel Calvo. Dalla Valle, insomma, si affida alle sue certezze Martin Ginestar, da qualche minuto che giocano stabilmente Giuliani, Dalla Valle e Nahuel Calvo, premiato con un fallo di squadra, è il 9 a carico di Valdagno, quindi luce rossa che si accenderà sul totem dei lanieri. Franco Giuliani si sistema le ginocchiere. Attenzione, perché questo sicuramente può essere un tema sei con una squadra che deve recuperare 2 gol. Mancano 6 minuti alla fine, però hai la spada di Damocle dei 9 falli sulla testa. Domenico, che partita vedremo da ora in adesso Montecchio naturalmente gestirà pallina. Io penso che la partita sia già terminata dal punto di vista punteggio, anche perché finché spariamo a 2 metri dalla porta è qualche po' fatica. Il Calvo accelera, lui ha sempre questa velocità incredibile
subisce anche un fallo, secondo me, colpo sul bastone. E ancora Giuliani per Crocco, Valdagno che non molla, Busato prova a sorprendere Zanfi, un ottimo Zanfi devo dire, quindi un'ottima prestazione per il portiere bianco-verde. Si è battuto solamente 2 volte Marco Zanfi in questa partita da Francesco Crocco e Pietro Crosara, è proprio l'ultimo gol che abbiamo visto finora, eccolo qui, Pietro Crosara, l'11 per il 6, nel frattempo Ultimi 5 minuti. Sì, rientra Marco Tomba. Rientra Marco Tomba. Attenzione con Andrea Dalla Valle, gioco da terra. Allora, Marco Tomba era riuscito a fermare in qualche modo Andrea Dalla Valle. Dissento dalla decisione arbitrale, anche se c'era il numero 4. Ma... Nahuel Calvo, pallina che vola troppo alta, dice il signor Sala. Pozzo che può andare al tiro, la mette lì, la bomba che riparte per Valdagno. Pietro Crosara, conclusione alta di Busato. Ultimi 4 minuti, ma se vuoi possiamo già parlare di altro, nel senso lo fai per scaramanzia, insomma, 2 gol nell'hockey a 4 minuti a 254 secondi dalla fine, caro Domenico. Abbiamo visto partite dilapidate negli ultimi 60 secondi. Su questo ti ho ragione, dal mio modo di vedere adesso. Ora intanto il gioco è fermo perché c'è bisogno di una sistematina, non certo alla visiera perché alla griglia, non deve sicuramente pulire la visiera Marco Zanfi. Tra l'altro a noi che piacciono i numeri e le statistiche, insomma, la regia mi ha messo un focus sui time out. Finora in oltre 20 minuti di secondo tempo solamente uno chiamato dalle panchine. Dicevamo, come abbiamo detto all'inizio, vedi che naturalmente adesso la partita la dovrebbe provare a fare Valdagno, anche se i minuti sono veramente troppo pochi adesso. E Montecchio gestisce bene pallina, il numero di Checchetto adesso su un altro numero. Sì, aveva tirato fuori dal cilindro qualcosa di incredibile Nahuel Calvo, di taglio era riuscito a battere la rete con Checchetto, bravo. Prova Crosara, tomba, non va. Pallina che finisce una spanna sopra la porta di Marco Zanfi, colossale occasione questa. Buona l'idea dentro di Crosara per Marco Tomba. Nicola Pozzo. Qui è dalla panchina, sentiamo Ghinestar che continua a incitare i suoi su patina perché adesso bisogna pattinare, tenere pallina, far passare questi 3 minuti e 08 che mancano alla fine. Sì. Ora la sfera è di Montecchio, Nahuel Calvo fra 3 maglie valdagnesi decide di ripiegare, si libera di Refosco grazie anche al taglio di Andrea Dalla Valle, combinano i 2, Andrea Dalla Valle non riesce a battere a rete, pallina però sempre montechiese con Calvo, ora per Pozzo. Mancano 2,43 alla fine di questa partita piacevolissima con finora 6 gol, sempre a quota 9 falli Valdagno. In questi casi insomma, sei costretto a recuperare 2 gol, però hai il braccino corto che ti rischia di indurre il 10° fallo. Giuliani adesso tiene una bella pallina, poi la perde dopo averla trattenuta il più secondi possibile. Dentro prova ancora la combinazione Busato, palla che resta lì. La butta nella terra di nessuno Nicola Pozzo quando mancano 123 secondi alla fine della partita. Saranno caratterizzati probabilmente da un assalto da parte di Valdagno con densità pazzesca lì nell'area di rigore, in 2 metri quadri c'erano quasi 8 giocatori. E adesso naturalmente è un po' schiacciato Montecchio, deve difendere 2 reti a 1,45 da giocare.
Guadagno che ovviamente si espone. Magia di Dalla Valle. Il numero di Dalla Valle non mette l'ultimo sigillo. Eh sì, e quindi a 92 secondi dalla fine del match coach Inestar decide di chiamare il suo time out. Io andrei a sentire cosa dicono Sì, gli allenatori. sentiamo cosa ci racconta Dario Rigo. Bene, un po' di nervosismo naturalmente sulla panchina valdagnese, ma Invece tanta garra qui in quella è evidente, montechiese. la situazione è abbastanza evidente. Adesso Refosco che gestisce per Francesco Crocco, dà ancora il palo e questo è il settimo. Vabbè. Ora Montecchio, ultimo giro di lancette che inizierà fra 7 secondi, va tutto bene per il direttore di gara, tiene coerenza con, a mio avviso, con il suo metro di giudizio finora, però viene agganciato da Mattia Antoniazzi, Franco Giuliani. Secondo cartellino blu della partita, secondo cartellino blu contro Valdagno, ci sarà probabilmente il Ciuppete che andrà sulla sfera. Ora può segnare il De Profundis per la formazione di coach Rigo. Vediamo Franco Giuliani, parte il Ciuppe, Checchetto con il gambale, gli dice di no, riparte Valdagno che ora è in 3, Andrea Dalla Valle, attenzione, animi belli caldi, Franco Giuliani per Nahuel Calvo, vediamo se tenterà il possesso, sono 5 i secondi di discrepanza tra il display dei 45 e quello del tabellone, 39 i secondi alla fine E c'è anche il della decimo partita. fallo. Vabbè. E c'è anche il decimo fallo, sì, a carico di Valdagno, quindi sarà Michele Dalla Valle. Bel gesto questo da parte della panchina montechiese che vuole far scrivere anche Michele sul tabellino dei marcatori. Ci prova, sempre para Checchetto, il La parata 44. ancora di Giulio Checchetto. Allora, Ultimi 28 secondi. su Radio Rai direbbero Domenico fino alla fine, vai pure con la telecronaca. Ma direi che noi l'abbiamo vista, la lettura era corretta, ancora 5 minuti dalla fine. E Michele Dalla Valle si fa sempre ipnotizzare da Checchetto. Attenzione, 8 secondi alla fine, Marco Tomba, spintonato, tira fuori qualcosa dalla tasca, il signor Sala gli esibisce un cartellino blu a Franco Giuliani, non particolarmente felice il Qualcosa Sico. da dire ai suoi Sì, su questo alleggerimento sì, un po'. Dobbiamo mettere degli omissis sull'audio, visto che molto spesso viene chiamato come prova Vabbè, attivo. Insomma. non traduciamo dall'argentino, va bene così. Allora vediamo Marco Tomba, sarà lui incaricato a battere questa punizione di prima, fischia il signor Ancora palo. Sala, vabbè. ancora palo. Allora lo diciamo. Marco Tomba con la forza della disperazione finisce qui però la partita, vince Montecchio per 4-2, partita che ha sempre visto la formazione di casa condurre il gioco, disperazione da parte dei ragazzi di Dario Rigo che hanno cercato di buttare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, insomma, vuoi sfortuna, vuoi qualche sbavatura in fase difensiva Vuoi che c'è sfortuna, stata. vogliamo parlare di 8 pali, vabbè. Assolutamente sì. Ma quello non fa parte
non fa parte del gioco. Montecchio Percalcino vince con merito, ha gestito molto bene soprattutto gli ultimi 10 minuti, ripeto, in virtù anche di un fisico decisamente superiore rispetto a quello che è la formazione valdagnese. Nicola, io ti ringrazio per questo invito, questa opportunità di commentare assieme una bella partita di A2. Sì, una partita di A2 che consegna chiaramente anche delle novità in classifica. Montecchio a quota 23 punti, sempre cementa il suo quarto posto, visto che Scandiano ha vinto nel pomeriggio. Valdagno che resta a quota 16 punti. Diamo anche uno sguardo sulle altre partite di giornata con il Tiene che sta pareggiando per 6-6 con il Correggio, quindi Sagra a Tiene del gol. Trissino che esce dalla pista casalinga del Paradante con una sconfitta per 7-3 per opera del Bregante. Poi nel pomeriggio Modena che ha perso con il Seregno per 4-3 e lo Scandiano che si è imposto sul picco nel derby emiliano per 6-1. Io direi a questo punto che è giunta l'ora di fare i saluti di rito. Ancora un ringraziamento con il cuore a Domenico Tomba per essere venuto qui. Grazie a voi per l'invito, ragazzi, bella partita. E un ringraziamento sempre a Davide Meneghello che ci ha deliziato con i suoi replay e la sua regia qui su in Piccionaia, e chiaramente alle immagini di Carlo Dalla Valle. Da Nicola Maragnin la più cordiale buona serata e alla prossima.